Il Parlamento dovrebbe agire, l'ha detto la Corte ancora diversi anni fa, c'è una proposta di legge del Partito Democratico depositata che è in discussione in Commissione e quella sarebbe la strada maestra. C'è il progetto di legge sul fine vita depositato da Alfredo Bazzoli, deputato del PD, ricordano i Dem, compresa Anna Maria Bigon, vicepresidente della Commissione regionale sanità, proprio lei che contribuì alla bocciatura della legge regionale sul fine vita, astenendosi dal voto un anno fa. Sul progetto di iniziativa popolare, depositato dall'associazione Coscioni sulla scorta di 9.000 firme, che chiedeva tempi certi per rispondere ai malati terminali che chiedevano il suicidio medicalmente assistito, si spaccò il centrodestra. Con Fratelli d'Italia e Forza Italia contrari, il governatore Luca Zaia e parte della Lega favorevoli come le opposizioni. Determinanti furono 3 astensioni, 2 della lista Zaia e 1 del PD, appunto della consigliera Bigon. Sono 15 le richieste di suicidio medicalmente assistito presentate alle ULSS venete a settembre 2024. Sulla necessità di colmare il vuoto normativo si torna a discutere di fronte in queste ore al secondo caso di suicidio assistito in Veneto per una 72enne trevigiana. Amo la vita, ma da troppo tempo la mia non è più davvero tale, ha detto la donna, che da 20 anni combatteva contro una sclerosi multipla secondariamente progressiva e che è morta in seguito all'autosomministrazione di un farmaco letale fornitole dal Servizio Sanitario Nazionale, assistita dall'associazione Luca Coscioni. Nella regione del Veneto esiste nei fatti una procedura molto rigorosa che funziona perché 3 persone hanno già potuto ricorrere a questa procedura. Quello che manca è una certezza sui tempi di intervento, che capiamo bene, trattandosi di persone che hanno una sofferenza intollerabile, i tempi di intervento non sono una banalità. La Giunta potrebbe tranquillamente domani mattina fare una delibera con la quale impartisce alle aziende ospedaliere delle direttive più stringenti sui tempi di risposta. Già questo sarebbe un passo avanti, almeno garantirebbe a queste persone che sono in una condizione di indicibile sofferenza di poter contare sulla certezza delle aziende ospedaliere del Veneto.